lavoro qua davanti, no, e praticamente è stata proprio una cosa di 2 secondi. Cioè io ero proprio lì sulla finestra che, guardavo giù e ho visto lei che è passata appunto e che veniva verso qua. Era nuda, nuda, nuda. Aveva solo le calze su o le ciabatte. Parte così un lunedì mattina di delirio per alcuni negozianti di Viale San Lazzaro a Vicenza. Una manciata di secondi dopo il racconto della ragazza e la donna, nuda, apparsa dal nulla, si fionda dentro le attività commerciali seminando il terrore. Si saprà poi che si tratta di una transessuale di 26 anni originaria dell'Ecuador, regolare sul territorio ma senza fissa dimora. La 26enne entra dapprima in un'agenzia di lavoro dove le impiegate sono ancora sotto shock e subito dopo nel vicino negozio di abbigliamento. A raccontare quei minuti di follia le ragazze del bar vicino che sono intervenuti in aiuto e una collega della commessa del negozio di abbigliamento. Ha tirato per i capelli la ragazza dell'agenzia di lavoro, poi si è spostata nell'altro negozio che ha fatto di cashmere, che ha fatto un casino con le vetrine, ha spaccato un po' di cose. Ho ribaltato qua un po' che queste strutture pesano anche, sono pesanti, perché voleva entrare in magazzino, non sappiamo fare cosa. Mia collega l'ha un po' fermata e basta, è lì che si è preso un po' di volte. La commessa del negozio di abbigliamento è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. Urla, parole sconnesse e l'ingresso nel piccolo negozio di sigarette elettroniche dove la commessa ha chiesto aiuto. È venuta ragazza subito anche a chiamare, per fortuna che è riuscita a uscire fuori perché lì è piccolino il negozio, se lo bloccava dentro voleva buttare un sgabello addosso, quindi la ragazza è riuscita a scappare. Abbiamo aspettato i carabinieri e alla fine l'hanno sedata e l'hanno portata via. Carabinieri, polizia, SUEM in un attimo sono tutti lì. La 26enne, probabilmente sotto l'effetto di qualche sostanza, è stata sedata e ricoverata nel reparto di psichiatria. Per lei scatterà la denuncia per danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico.